Per quanto riguarda l'accensione, qui abbiamo il suo pulsantino. Poi là. Un po' di paura all'inizio, provo a riaccenderlo. No. Ok, spegni tutto, puzzava bruciato. I've tried to warn you with logic in part, basic science and truth. Questo qua è un Trafic, no? Della Renault e c'è uguale anche il Vivaro dell'Opel. Sì, perché so che l'hanno Questi fatto qua sono modelli anche che sul hanno Volkswagen, fatto- Vespagna, no? Sì, quello Westfalia, il Westfalia della Volkswagen è il classico, solo che c'è una differenza di prezzo esorbitante con i Volkswagen. Lo so. Questi qua li hanno prodotti lì nel cos'era il 2005-2006, li hanno fatti per un paio d'anni, dopo basta, hanno interrotto. Adesso hanno ripreso però mi sembra. Peccato perché è molto... Ma guarda che quelli là, Ciao! ragazzi, su Pergine della Renault, che sono fatti da loro. loro? Sì. È tanto carino, col telo sopra così. E allora qua sopra ci sono due posti letto, qua, no? Il pannello giù. qua. Ah sì, che E esce questo giù. qua si apre e diventa un altro letto, così due sotto e due sopra. Piccolo gas, piccolo frigo, tutto un po' microscopico, però insomma. Allora ci saranno tre letti. Ecco, quello che senti urlare a squarciagola Singano è Michele e tu ti dirai come mai da una puntata all'altra così tutti sti cambiamenti senza cronologia eccetera. Allora diciamo che in questo periodo fortunatamente diciamo ho tante cose da fare, quindi insomma ai video come avrai visto, sono passati anche 2 mesi ormai, comunque vabbè, ai video non riesco proprio a starci tanto dietro. Senti la colonna sonora Singano modello 2019 e quindi ci manca un po' di bassi sotto, un po' di tunes, però vabbè dai, può passare comunque. E quindi niente, ti trovi spezzoni così. No, vabbè, avevo portato la Pro perché stamattina io e Michele come dei deficienti siamo usciti in canotto, no? C'erano quelle onde pazzesche da morire, una roba incredibile. E adesso il mare si è stracalmato, guarda che roba, che triste. Ma se pizzenine? No, fidati, erano enormi. Ora l'acqua cristallina di Caballaringa, guarda come si vedono i miei piedi in profondità, cioè voglio dire. No, aspetta, perché sennò dopo nei commenti no, arriva il furbo di turno che mi tira a peste e corna perché sono criticone. In realtà sono delle battute, io mi sto divertendo e in questa spiaggia sto da Dio. Dopo vedi, ognuno vede la vita, no, con la propria visione. Mi dispiace perché è una visione così nera del mondo. Esca il mondo. Dai, monda su, dai, guarda, e foche, c'ha uno. No, vuoi fare anche a me? Aspetta che dopo non faccio la figura di quello di Ferrero Rocher. È lui che ha voluto remare, Io gli ho detto no, voglio anch'io, no, faccio mi, va bene, dai. Se no gireremo sempre intorno. Mario, bello canotto, Mario, che sboro, Mario, bello canotto. La direzione informa che il chisboro non è un termine volgare, bensì un intercalare veneto, precisamente dalle parti di Venezia, Mestre e Marghera. Oh, perché i puntini nel mondo sei un canale culturale? Ah, con quel coso. Le alta. No, pensavo che stesse misurando col braccio, è alta, ho detto grazie al cazzo, porca troia. Corremo. Fatica il coso su. Cosa? Fatica scatoletta. Sì. Quella può dare sotto l'acqua? Va. No, Michele, dai, porca troia.
Dai, No, merda. Cazzo culo. Guarda, col materassino sgonfio. Dai, Uccio, va, la foca che si butta in acqua. Uccio, guarda. Vai qua, che non mi rabbalti anche a me. Onde, più profonde. Ecco, ma ha abbandonato in mezzo all'oceano. Vabbè, i posti in Croazia dove far libera col gommone li conosco. Quindi no, non è un problema se arrivo in Croazia. Dai, su! Forza! Dai! Madonna! Ti vi appie! Vai, tuffo! Ah! Alla fine ha abbandonato la nave! Sì, purtroppo il mare è praticamente piatto. So, stamattina veramente è stata una figata pazzesca. Però non avevo la Pro, è un peccato, accidenti. Comunque stavamo studiando anche la situazione, no? Che se metti un giorno, non so, naufraghi da qualche parte con canotto, sono veramente cazzi di arrivare a riva dopo remando. Se poi è la corrente che ti porta via, cioè, non vali nulla, non arrivi neanche a pari. E adesso sui commenti, dai, scrivi. Caballarin, vista panoramica a 360 gradi, quando la furbizia incontra le nuove tecnologie. 2, 3. Zingano! Sì, abito ancora qua. Comunque, oh ragazzo, nota una roba, vedi? Tutti i camperini, gli varrà il condizionatore, gli varrà il Viesa, gli varrà il Turbovent e il volto gradito. Però singano agli oscuranti termici esterni. E se all'ombra c'è un muna, che roba? Mona! Ecco.